via partenza per quanto riguarda la terza serie con Elia Cavalli che avrà il compito di leprare il gruppo a un ritmo finale intorno ai 3 primi e 50 secondi per il portacolore dell'Atletica Bergamo 1959 Oriol Center. In gara Mattia Adamoli, dell'Atletica Valle Brembana Samuel Zanavoni, Tommaso Arena, Thomas Colombo, Matteo Pintus, Riccardo Andreatta, Mattia Canti, Francesco Bassani, Yassin Lamioar, Andrea Lanfredi, Leonardo Vanini e Lorenzo Faresini e Elia Cavalli, che lo vediamo davanti a condurre la competizione. Dietro di lui Mattia Adamoli dell'Atletica Valle Brembana, un tempo di accredito di 3 primi 52,86. E forse gentilissimo pubblico a sostenere ed applaudire i protagonisti di questa terza serie con Elia Cavalli, con Mattia Adamoli e poi con il 92 e col 48 il passaggio di Lorenzo Farasini del Battaglio Cus Torino e di Yassin Lamourar della Toscana Atletica Jolly. 3-4 metri di vantaggio per quanto riguarda la Lepre, siamo agli 800, passaggio agli 800 metri. Dietro di lui un gruppo composto da 5 unità in fila indiana nel cercare di avvicinarsi a Elia Cavalli. Siamo ai 900 metri, vedremo se Elia Cavalli proseguirà la sua avventura. Sempre in seconda posizione il portacolori della società organizzatrice l'Atletica Valle Brembana, ovvero Mattia Adamoli. In prova conclusa da parte di Elia Cavalli al passaggio ai 1000 metri ed ora questi atleti dovranno cercare di tirare fuori tutte le energie, tutta la determinazione nell'andare a cercare di centrare l'obiettivo di un crono con le loro possibilità, con Yassin Lamouar in testa al gruppo. Sotto la spinta di Yassin sono rimasti in 3 a giocarsi la vittoria. 3 atleti a giocarsi la vittoria. In seconda posizione Mattia Campi del Prosesto Atletica Cernusco. Ora sono in 2, i 2 atleti con 2-3 metri di vantaggio. Sarà determinante gli ultimi 150 metri nell'andare a decretare l'atleta vincitore per quanto riguarda questa terza serie, con Yassin che si presenta in prima posizione sul rettilineo finale. Forza pubblico a sostenere, a incitare i protagonisti. E poi in seconda posizione Mattia Campi e vince Yassin col tempo finale in 3:51,75 ufficioso. 3:51,75 ufficioso il tempo finale del